Continua il viaggio dei giornalisti e dei comunicatori di Borghi d'Europa all'interno di questo progetto che vuole scoprire un po' gli inediti del buon e bello vivere attraverso Taglio Fresco di Rossano Veneto. Andrea, come al solito, non diamo per scontato nulla, no? Cosa è Taglio Fresco? Ormai Taglio Fresco è il simbolo del paese, del fresco, nell'ortofrutta, nei salumi e formaggi e nella macelleria. Ormai siamo riconosciuti per questi prodotti e con questi prodotti ci distinguiamo da quello che è il classico prodotto della GDO. Bene, il primo ospite, sono due gli ospiti oggi, salumi e formaggi. Stangerlin, salumificio Stangerlin. Da dove siete intanto? Da Castello de Godego, in provincia di Treviso, in via Vegra 29 Barra. Raccontaci qualcosa un po' della storia, insomma, diciamo così. Beh, siamo mio papà alla macelleria da 20 anni, fatti a settembre, e ha cominciato con una piccola macelleria, dopo si è incrementato col laboratorio e siamo specializzati in salumi, e tra cui soppresse, culatelli, prosciutti, lonze, pancette, ossocolli, e salami, musetti, via dicendo. Quindi macelleria artigianale che a sua volta poi fa salumi artigianali, ovviamente. Sì. E poi siete arrivati qua a Taglio Fresco. Cosa proponete a Taglio Fresco? Soppresse e culatelli soprattutto, e dopo pancette, coppe, salami e prodotti di casa, perché loro fanno principalmente un prodotto come si faceva una volta, con sale e caneva. Quelli sono i prodotti base, sicuramente è una carne di qualità, però viene lavorata come veniva lavorata una volta. Quindi anche suini nazionali, immagino. Sì. Certo. Tutti di casa, come ha detto Andrea, solo sale e pepe e budelli naturali, e per fare l'espresso usiamo tutto il maiale compreso, tutta la carne e basta. Quindi la tradizionalità, diciamo così, anche poi mi diceva Andrea che avete una caneva stupenda, verremo a trovarvi casomai, no? C'hanno una caneva molto, molto bella. Sì, ricca di soppresse, di culatelli, di salami, è una cosa da vedere, resti incantato. Quindi anche la scelta nel settore delle carni della macelleria sarà fatto sempre nelle stalle di contadini, immagino, sì. Di tradizione, no? Cioè, lo dico perché... Un piccolo allevamento a casa e il resto li compriamo per le case. Dicendo qua tra me e te che Andrea non ci senta, no? Ma vi dà soddisfazioni qua a Taglio Fresco, sì. Perché sono bravi, No, non sì, bisogna sì. dirglielo troppo, sennò si esaltano, però sono bravi. No, sì, siamo molto contenti, ormai sono molti anni. Certo, saranno 8 anni forse che collaboriamo con la vendita del suo prodotto. Sono 8 anni che li sopporti praticamente. Sì. Siamo tremendi. Comunque sì, dai, il prodotto è buonissimo. A me piace tantissimo. Quando lo mangio mi sembra di sentire la soppressa che faceva mio nonno. E questo è il succo del discorso. Senza conservanti e senza conservanti, solo sale e pepe. Ok, la tradizione nostra. Speriamo che i giovani capiscano. Al prossimo appuntamento.